Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Questa volta vi porto alla scoperta del Parco archeologico di Ostia Antica, a 2 passi dal centro di Roma. Ostia, sorta alla metà del IV secolo a.C. come insediamento fortificato alla foce del Tevere, si sviluppò in epoca repubblicana ed imperiale per via della sua importanza strategica di porto di Roma. Della città, che nel momento di massima espansione raggiunse i 50.000 abitanti, si conservano molte aree pubbliche e private. Il viaggio tra gli scavi di Ostia Antica ha inizio dalla Porta Romana. Da tale apertura parte il Decumano Massimo, uno degli assi generatori della città. Percorrendo il Decumano Massimo si incontra il teatro. Il primo impianto fu eretto da Agrippa nel I secolo a.C. Superato il teatro si raggiunge il foro, centro politico di Ostia. Sul foro si affaccia il Capitolium, massimo tempio della città. Ne rimangono la gradinata e l'alto podio, su cui si imposta la cella. Non lontano dal foro si trova il Thermopolium, la tavola calda dell'epoca, che conserva ancora il banco, vasche per il lavaggio delle stoviglie e un affresco con cibi e bevande in vendita. All'interno del Parco archeologico di Ostia Antica si trova anche il Caseggiato degli Aurighi, che deve il suo nome alle pitture raffiguranti 2 aurighi su bighe, con palma e corona della vittoria. Il percorso si conclude a Porta Marina, che segnava l'arrivo del Decumano Massimo sull'antica linea di costa. Vicino alla Porta Marina è stato ritrovato un edificio interamente decorato con la tecnica marmorea dell'Opus Settile. Le decorazioni sono attualmente conservate al Museo Nazionale dell'Alto Medioevo. Il viaggio alla scoperta di Ostia Antica termina qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio!